Green Pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. Il governo ci lavora. La certificazione verde dunque non solo passepartout per viaggiare all'estero, ma potremmo doverla avere anche nella vita di tutti i giorni, magari per entrare negli stadi, ai convegni, agli eventi, spettacoli e concerti, ma anche per accedere alle palestre, per salire sui treni e aerei e magari anche per andare al ristorante. Un'opzione, l'accesso al ristorante locale con Green Pass, ancora allo studio e che divide però i ristoratori vicentini. Fondamentalmente sono d'accordo, perché comunque è un certificato di buona salute che aiuta noi a lavorare meglio, credo, e anche l'ospite a sentirsi più tranquillo anche quando i locali sono pieni. Questa è una novità di cui siamo ancora abbastanza sprovvisti per le regole che seguiranno. Ovviamente se bisogna avere il Green Pass bisogna presentarlo per poter usufruire del servizio. Da una parte potrebbe essere una cosa buona per evitare una terza, quarta ondata, quella che sia, dall'altra ovviamente si va a vincolare di nuovo il lavoro. Certo, sarà da capire in che termine e in che modo gestire la cosa, basterà mostrare il documento o scansionare il QR, e con la privacy come la mettiamo? Non ritengo che sia giusto avere il Green Pass per accedere sia ai locali che in altri campi. All'interno per ora sarebbe magari forse utile, però cosa succede? Che torniamo, è quasi una specie di lockdown restrittivo per i locali. Green Pass che invece sembra non dispiacere i vicentini, che lo vedono comunque come una misura per una maggiore serenità. Sono favorevole perché secondo me dobbiamo cercare di combattere questa bestia. Qualcuno la può vivere come una costrizione, però secondo me il bene pubblico supera quello che è le nostre credenze. Secondo me è una liberazione, cioè finalmente siamo liberi tutti col Green Pass, cioè abbiamo il vaccino e possiamo frequentare i locali.